Buonasera, ospiti di questo nostro approfondimento settimanale di TVA sono due ospiti che ve li presento immediatamente. Sono l'ingegnere capo del Genio Civile, architetto Rino Lamendola, nonché vicepresidente del Consiglio Nazionale della Consulta degli Architetti, e il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Alfonso Cimino. Grazie per la vostra partecipazione. Allora, Presidente, comincio da lei perché, diciamo, insomma, il capo del Genio Civile, vicepresidente della Consulta, insomma, poi ha fatto del Consiglio Nazionale. Del Consiglio Nazionale, purtroppo non chiedo scusa. Allora, un anno 2020 sicuramente nefasto sotto tutti i punti di vista, però insomma un anno che da un certo aspetto ha avuto anche dei lati positivi, con dei numeri positivi. Ecco, facciamo un po' una sintesi, prima di addentrarci nell'intervista, di ciò che è stato il suo lavoro all'interno della struttura nel 2020. Diciamo, come Genio Civile. Certo, sì, certo. Devo dire che veramente il 2020, sebbene sia stato fortemente segnato da una pandemia senza precedenti, è stato un anno in cui il Genio Civile ha raggiunto una serie di obiettivi veramente importanti, e questo grazie alla professionalità, all'impegno dei dipendenti, ma devo dire grazie anche alle risorse messe a disposizione dal governo Musumeci, dal nostro assessorato, quindi dall'assessore Falcone. Abbiamo raggiunto obiettivi in diversi settori, abbiamo dato una mano alle amministrazioni comunali per quanto riguarda l'emergenza idrogeologica. Abbiamo non solo progettato ma anche eseguiti 15 lavori per la reggimentazione idraulica di altrettanti 15 corsi d'acqua. Il più eclatante è quello del fiume Verdura, che abbiamo sistemato ben 20 km del fiume Verdura. Un lavoro del genere non si era mai fatto, almeno negli ultimi 30 se non 40 anni. Quindi siamo partiti dalla provincia di Palermo sino ad arrivare alla foce a Sciacca Ribera. Quindi devo dire che lavori molto importanti, ma non ci siamo fermati soltanto alle emergenze idrogeologiche, abbiamo lavorato moltissimo sulle infrastrutture. Per esempio c'è stata una prima campagna di monitoraggio sulle condizioni di stabilità e di efficienza strutturale dei ponti e delle nostre strade provinciali, e abbiamo rilevato diverse situazioni di emergenza. Abbiamo avvisato ovviamente il soggetto proprietario affinché possano essere predisposti i provvedimenti di conseguenziali e i progetti per il ripristino delle strutture che sono più ammalorate rispetto alle altre. Cioè, la manutenzione non si fa in questi ponti da diversi decenni, devo dire. Poi, sempre nel campo delle infrastrutture, a settembre, quando siamo stati chiamati in emergenza perché dovevamo ricevere e ospitare la seconda tappa del Giro d'Italia, veramente nel giro di 3 settimane siamo riusciti a fare il progetto, affidare i lavori, eseguire i lavori, collaudarli e ospitare. Credo che siano veramente tempi da record, sempre grazie ai funzionari, all'impegno dei funzionari che hanno lavorato giorno e notte. E sempre nel campo delle infrastrutture, e sempre nel 2020, abbiamo redatto il progetto per un restyling del porticciolo di San Leone, che era stato danneggiato dalle mareggiate invernali dell'anno scorso, ma anche di 2 anni fa, devo dire. Quindi il progetto già è stato approvato, validato e trasmesso all'assessorato alle infrastrutture per un importo di 1.200.000 euro. Proprio in questi giorni mi ha chiamato l'assessore dicendomi che dovrebbe essere finanziato per marzo, quindi non so se possiamo riuscire a eseguire i lavori prima dell'estate. Mi sembra un po' difficile perché poi ci sono i tempi di affidamento per la gara, però non è escluso, quindi sta andando abbastanza velocemente. Poi dico, sempre nel campo delle strade è in cantiere un'arteria importantissima, la strada Mare Monti. Abbiamo completato il progetto del servizio, che è propedeutico all'affidamento della progettazione esecutiva, che bandiremo, la gara sarà bandita entro marzo,
e questa è una strada molto importante che impegna risorse per 123 milioni di euro, già sono state diciamo, reperite, e questa strada collegherà veramente tutti i comuni agrigentini della fascia centrale dei Monti Sicani, quindi Cianciana, Bivona, Bera, Luccasicola, Villa Francasicola, Caltabellotta, quindi molto molto importante. È una cosa che devo dire è che non è che si è chiuso l'anno e noi abbiamo cambiato regime. L'anno già è partito nel migliore dei modi perché già nelle prime settimane di gennaio abbiamo redatto due progetti, uno per la pavimentazione della strada panoramica dei Templi, per la parte non pavimentata dalla provincia, dall'ex provincia, quindi dal libero consorzio, e l'altro che è ancora più importante riguarda la manutenzione ordinaria, straordinaria e la pavimentazione della strada incontrata consolida per far sì che l'ospedale San Giovanni di Dio possa essere dignitosamente collegato con la città capoluogo Agrigento e con la viabilità secondaria. Quindi devo dire che un anno molto importante, dobbiamo aggiungere a questo una semplificazione delle procedure senza precedenti che ci ha consentito di sbloccare una serie di cantieri. Nel corso del 2020, guardate che sono stati 24 i cantieri di infrastrutture importanti che sono partite, non è da poco. Ci sono cantieri, io ne ricordo così qualcuno a memoria, lo stesso Ponte Morandi, primo stralcio e secondo stralcio, i lavori sono in corsa. C'è i lavori che riguardano il Ponte Maddalusa sulla 640 o il Ponte Re sulla 115 o il Valle del Platane, sempre il viadotto Valle del Platane sulla 189 o ancora la galleria Belvedere a Sciacca, insomma una serie di infrastrutture importantissime per ridurre quell'isolamento infrastrutturale in cui si è cacciata negli ultimi anni la provincia di Agrigento. Noi stiamo tentando di dare priorità assoluta quando arriva un progetto del genere in ufficio, c'è una squadra che aggredisce quel progetto e nel giro di pochi giorni, e gli effetti si sono visti. Con grande nostra soddisfazione abbiamo dato una mano a progetti che poi sono eseguiti ora da ANAS, ora dal Consorzio. Insomma, il Genio Civile è diventato un punto di riferimento. Sì. La fermo un attimo perché potremmo fare un'elencazione sì. abbastanza più lunga. Vado al Presidente dell'Ordine degli Architetti, Alfonso Cimino. Presidente, allora, un bilancio di questo 2020 nefasto, insomma, per via della pandemia, però voi siete stati presenti anche con alcune manifestazioni di solidarietà. Avete voluto esprimere anche come ordine la vostra presenza in questo senso? Sì, devo dire innanzitutto grazie per averci ospitato, sono contento ogni volta di venire qui da voi, poi alla presenza del mio amico Rino Lamendola, che oltre ad essere capo del Genio Civile è vicepresidente del Consiglio nazionale, la nostra memoria diciamo storica, il nostro punto di riferimento a livello ordinistico. Questo lo dico perché questo Consiglio dell'Ordine è riuscito a fare squadra. Fare squadra non solo fra i consiglieri, ha fatto squadra anche con il gruppo del Consiglio di amministrazione della Fondazione Architetti del Mediterraneo, avendo sempre come punto di riferimento Rino per tutto quello che riguardavano le tematiche, le politiche nazionali. Noi abbiamo chiuso il 2019, lei si ricorderà benissimo, con un evento straordinario al Dioscuri di Agrigento, parlando di normativa tecnica e di sisma bonus, perché proprio sul sisma bonus noi siamo stati fra i primi, partendo quando Rino era al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici e lanciarono il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il sisma bonus, un evento, dicevo, che ha visto una grandissima partecipazione di centinaia, oltre 600 colleghi riuniti, e questo per noi diventa una memoria importantissima, perché poi ci siamo affacciati al 2020 con tante idee, con tanti progetti che sono venuti meno nei rapporti sociali e quindi nelle organizzazioni dei visus,
ma che comunque abbiamo portato avanti in ugual misura. La pandemia a cui si faceva riferimento ha fatto sì che a un primo ingresso di questo momento che rimarrà nella storia ha portato tanto rammarico in tantissimi colleghi, tanta confusione. E noi come Consiglio dell'Ordine degli Architetti, attraverso gli strumenti del webinar, siamo stati presentissimi fin da subito e credo che siamo stati anche di grande supporto, soprattutto nelle tematiche che riguardavano nei cantieri, laddove si dovevano attivare tutta una serie di protocolli anti-Covid-19. Lo abbiamo fatto immediatamente. E come nel nostro costume, noi ci siamo sempre affacciati alla società. Lo abbiamo fatto in tanti progetti in questi anni e durante il periodo della pandemia abbiamo voluto donare delle attrezzature ai reparti Covid, ai reparti di rianimazione, poi trasformati in Covid, dell'ospedale di Agrigento e di Sciacca, perché a marzo del 2020 ne avevamo solo 2 reparti anti-Covid. E questo grazie non solo alla sensibilità di tutti quanti noi che lavoriamo all'interno dell'Ordine degli Architetti, ma lo abbiamo fatto con i fondi degli architetti della provincia di Agrigento, quindi un ringraziamento deve essere dato ad ogni singolo architetto iscritto al nostro ordine che ha partecipato a dare queste strumentazioni. Da lì a breve abbiamo portato avanti tutta una serie di tematiche che sono state sempre a supporto dei liberi professionisti per quanto riguarda il contatto che devono avere con i funzionari degli uffici pubblici, sollecitando da un lato ad avere numeri di telefono dedicati, incontri virtuali dedicati, proprio perché il libero professionista si è ritrovato tutto in un tratto a dover lavorare da casa e quindi abbiamo cercato di agevolare questo incontro fra chi è dipendente pubblico e libero professionista. Durante anche questo periodo abbiamo sollecitato gli uffici tecnici a essere rimodulati e ne abbiamo parlato tantissimo in occasione della campagna elettorale, dove noi come Ordine degli Architetti abbiamo voluto incontrare candidati sindaci e dove noi abbiamo portato delle nostre proposte per il futuro di questa città. Guardi, proprio su questa città noi ci siamo spesi in questi anni, frutto di un passato di storia che ha quest'Ordine degli Architetti, su alcune tematiche importanti. Lo accennava precedentemente l'architetto Lamendola, perché veda, quando a secondo dei ruoli se si è fatto ordine, si continua a fare ordine, poi si ha un ruolo come Rino che è a capo del genio civile, quelle politiche poi le può anche trasformare, quindi nelle infrastrutture. Quindi abbiamo sollecitato i futuri sindaci nelle infrastrutture, nello strumento urbanistico della città di Agrigento, che si è fermato dopo che noi nel 2017, quando ci siamo insediati, abbiamo fortemente rilanciato la revisione dello strumento urbanistico. E poi si è fermato. Così come l'Urban Center, voluto fortemente dall'Ordine degli Architetti di Agrigento e che poi ha trovato un blocco, così come il piano di utilizzo del demanio marittimo, così come soprattutto l'ufficio tecnico di Agrigento, dispiace dirlo, ma è una realtà e non bisogna nascondersi dietro un dito, ma la maggior parte degli uffici tecnici dei vari comuni, che a causa della quota 100 vi è una mancanza di personale e quindi non possono essere più funzionanti come dovrebbero esserlo. E su questo sono grato al nuovo sindaco, alla nuova amministrazione di Franco Miccichè, che subito dopo la sua elezione ci è venuto a incontrare all'ordine riproponendo queste iniziative, e proprio mercoledì 27 avremo un incontro per rilanciare tutte quelle proposte, tutte quelle idee che abbiamo voluto portare in campo durante questi anni, perché siamo convinti che insieme, facendo squadra e sinergia, ma anche con gli altri ordini, possiamo sicuramente
riuscire ad ottenere obiettivi importanti, non solo per i professionisti, ma soprattutto per il rilancio socio-economico di questa città. Non ultimo, è una cosa molto importante. Noi fin da subito abbiamo rilanciato la proposta che era quella della certezza dei pagamenti. Certezza dei pagamenti che è diventata legge con l'articolo 36 e che oggi, 2 settimane or sono stato convocato dall'onorevole Trizzino insieme alla rete delle professioni tecniche e alle altre, e ad altre associazioni alla modifica dell'articolo 36 sulla certezza dei pagamenti, oggi si chiamerà articolo 29, perché proprio sul sisma bonus, magari più tardi ne parleremo, sì, si blocca questo meccanismo e abbiamo dato anche lì il nostro contributo su questa norma. Quindi questo è un bilancio che ha visto la conclusione con i nostri soliti auguri che facciamo sempre alla Curia Arcivescovile. Non l'abbiamo potuto fare direttamente a Sua Eminenza il Cardinale Don Franco per motivi che conosciamo tutti, e anche all'Arcivescovo Don Alessandro per motivi che conosciamo tutti, ma l'abbiamo fatto tramite il direttore dell'Ufficio dei Beni Ecclesiastici Don Giuseppe Puntillo, perché rimarchiamo sempre di più la grande collaborazione che c'è stata in questi anni tra la Curia Arcivescovile di Agrigento e l'Ordine degli Architetti di Agrigento, per rilanciare quel progetto che per noi diventa importantissimo, di rendere ZTL Piazza Don Binzoni e la Via Duomo, proprio per dare dignità al monumento principe sotto il profilo cristiano e cattolico, e quello della cattedrale di Agrigento, ma anche sotto il profilo architettonico. Presidente, volevo dire che questi lavori sono stati possibile effettuarli grazie allo snellimento delle procedure, in quanto avete adottato delle direttive emanate dal cosiddetto sblocca cantieri che il dirigente del Dipartimento Tecnico, diciamo, ha autorizzato, per cui, diciamo, ci sono ora delle norme più snelle e questo vi ha consentito, insomma, e consente anche alle aziende di poter portare avanti questi lavori. Ecco, se magari facciamo un cenno. Sì, ci sono 2 tipi di percorsi che abbiamo seguito. Il primo è quello di creare, lo dicevo poc'anzi, un canale preferenziale per la veloce approvazione dei progetti strategici. Quando arriva al Genio Civile un progetto strategico, noi lo attenzioniamo in maniera particolare e, dicevo poc'anzi, lo aggrediamo, nel senso che lo istruiamo in pochissimo tempo. Per le procedure ordinarie c'è stato anche per queste c'è stato una fortissima semplificazione, perché lo accennava anche il Presidente dell'Ordine Cimino, con il quale c'è una collaborazione eccezionale e devo dire che molti obiettivi vengono raggiunti anche perché per una sinergia con le professioni. Abbiamo innanzitutto adottato una piattaforma informatica attraverso la quale il professionista non deve più venire al Genio Civile a fare la coda, a rischiare l'assembramento. Da casa può inviare il progetto e a seconda se si tratta di un deposito ricevere in tempo reale l'attestato, e se invece si tratta di un'autorizzazione la nostra interlocuzione avviene attraverso la piattaforma. Questo ha accelerato notevolissimamente le procedure, quindi noi che mediamente avevamo un arretrato sempre di un mese e mezzo, 2, adesso possiamo dire che il Genio Civile non ha nessun arretrato. Se ci sono uffici, come diceva il Presidente Cimino, che sono in difficoltà per il Covid, io posso dire che il Genio Civile non è in difficoltà per il Covid, perché, diciamo, nonostante il 50% e forse più del personale ho dovuto metterlo, diciamo, in smart working, devo dire che i servizi vengono resi velocemente, con una efficienza, e quindi ecco, abbiamo superato questo momento difficile nel migliore dei modi. Poi a questo
Si aggiunge anche un DPR che abbiamo concordato, ma che poi ha firmato il dirigente generale Lizio. Vedo che lei è ormai informatissimo di questo. Seguiamo gli eventi che voi grazie al quale consentite anche di seguire, perché non tutti gli uffici hanno questa apertura che avete voi. Grazie al quale oggi veramente un cittadino che deve fare un muretto, una piccola veranda di piccole dimensioni, un gazebo, non deve andare a impazzire appresso all'autorizzazione. Abbiamo fatto, diciamo, una sorta, una griglia per alcune cose, una semplice comunicazione. Lei deve fare una piccola tettoia, un gazebo, fa una semplice comunicazione e la realizza seduta stante. Se invece il lavoro è più importante, una nuova costruzione, fa un deposito che, attenzione, fa con la macchina in tempo reale, ha già l'attestazione. Per cose particolari, diciamo, che sono disciplinate da un decreto che gli interessati possono scaricarsi dal sito web del nostro ufficio, invece è prevista ancora l'autorizzazione, ma anche lì abbiamo velocizzato, perché non c'è più il discorso della coda fisica, si parla attraverso la piattaforma, e devo dire che anche se ci manca un po', noi siamo meridionali, ci manca un po' il contatto diciamo, umano con l'utenza, diciamo che la velocità sicuramente ne trae vantaggio. Il contatto umano avviene soltanto quando andiamo a fare delle ispezioni. Poi voi avete anche ispezioni. coinvolto liberi professionisti, dando anche degli incarichi per la scrutatura dei ponti, questo insomma ecco, veda, io è stato un lavoro anche importante, perché ha coinvolto parecchi professionisti della provincia. Lei apre un argomento importante, perché il Genio Civile, da quando io sono il Genio Civile, ma veramente una cosa eccezionale, affidare gli incarichi all'esterno. Noi quest'anno finalmente abbiamo sfatato questo luogo comune, quindi abbiamo dato 16 incarichi esterni, poi le dico qual è la motivazione però, perché c'è una motivazione alla base. Questi incarichi che abbiamo dato ci hanno consentito di andare a censire le condizioni di stabilità, e guardi che questo, diciamo, significherà alimentare poi una serie di lavori, perché adesso la provincia sa quali sono le criticità, le elaborerà, presenterà dei progetti all'assessorato alle infrastrutture che verranno finanziati, quindi già si apre anche si alimenta il mercato dei lavori pubblici, ma al tempo stesso si assicura maggiormente la sicurezza, perché tanti di questi ponti sono veramente degradati. Ma la cosa che volevo sottolineare io, che ha introdotto lei, è quello che finalmente cambia un modo di vedere, che l'amministrazione pensava sempre prima faccio io, adesso no, l'amministrazione pensa che è importante una collaborazione con i liberi professionisti. Noi dobbiamo preoccuparci soprattutto della programmazione, dell'approvazione dei progetti, e i liberi professionisti devono occuparsi dei progetti, e questo si sta capendo grazie ai bandi tipo. Bandi tipo che abbiamo fatto noi a livello nazionale e che con grande intelligenza sono stati recepiti dalla regione siciliana. È stata la prima regione a recepire il bandi tipo, è stata proprio la Sicilia, e i risultati sono stati eclatanti, perché basti pensare che noi, da quando ci sono i bandi tipo, in Sicilia c'è stato nel 2019 sul 2018 un aumento del 65%, che per il secondo anno è diventato 88% di incremento di incarichi ai liberi professionisti. Questa è una cosa molto importante, di cui andiamo fieri, perché i bandi tipo li abbiamo promossi noi come Consiglio Nazionale degli Architetti, e che diciamo, sono stati recepiti dalla Regione Sicilia. Per noi è un grande onore, ma soprattutto l'onore viene dal fatto che questo è stato uno strumento per rilanciare il settore della libera professione. Ancora strada da fare, ce n'è tantissima, però questi segni sono molto importanti e sono incoraggianti per i liberi professionisti. Presidente, su questo avete fatto un incontro via web proprio sulla semplificazione dell'intero processo di esecuzione delle opere pubbliche, rilanciando la centralità del progetto, cui ha partecipato
anche il Consiglio Nazionale dell'Ordine, patrocinato dal Cresme, l'Ance Sicilia, la Consulta regionale e l'assessore. Insomma, ci sono stati dei dati che già ha anticipato il Presidente, però dico, è stato un incontro molto partecipato che ha avuto esiti positivi, se magari ci accenna qualcosa. Sì, a fine anno 2020, grazie a un grande e devo dire importantissimo lavoro svolto dal Consiglio Nazionale degli Architetti, ma soprattutto dal Dipartimento Lavori Pubblici, Concorsi e ONSAI, diretto da Rino Lamentola come vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, l'ONSAI, l'Osservatorio Nazionale dei Servizi di Architettura e Ingegneria, che prima veniva gestito esclusivamente con segnalazione da parte degli ordini, oggi ha avuto, e di questo ne parlerà meglio, oggi ha una collaborazione con il Cresme, che a tappeto giornalmente riesce a monitorare tutti i bandi d'Italia per i servizi di architettura e ingegneria e trasmette ai vari ordini le varie segnalazioni su alcune anomalie. Devo dire che la maggior parte delle anomalie vengono per il resto d'Italia perché, come diceva giustamente Rino, grazie ai bandi tipo voluti dal Consiglio Nazionale degli Architetti e recepiti dalla regione siciliana come unica regione d'Italia ad avere dei bandi tipo per i servizi di architettura ed ingegneria, l'ONSAI in Sicilia, diciamo, trova terreno meno facile nel segnalare alcuni bandi perché quei bandi sono conformi al codice dei contratti, alle linee guida dell'ANAC e quindi sono cogenti e quindi, diciamo, le anomalie, gli errori, chiamiamoli così, sono sicuramente inferiori. Abbiamo voluto realizzare questo evento webinar alla presenza di Rino, del direttore del Cresme, dell'assessore Falcone, dell'ANCE, della rete delle professioni tecniche e con i funzionari del Cresme, dove abbiamo spiegato ai vari ordini siciliani e non come funziona la nuova piattaforma, ma nella fase iniziale dell'evento abbiamo proprio parlato del processo di semplificazione di un'opera pubblica che non è solo il lavoro, ma parte dallo studio di fattibilità per finire al lavoro. Un evento partecipatissimo, perché sa sbloccare il settore dei lavori pubblici e incentivarlo, come è stato fatto in questi anni, proprio come si diceva poc'anzi, avendo avuto un'inversione di tendenza. Io sono anch'io un libero professionista e l'inversione di tendenza la vedo. Una rivoluzione culturale abbiamo fatto. Benissimo, c'è totalmente una rivoluzione culturale perché sul codice dei contratti sono stati fatti dei lavori importantissimi e magari su questo devo dare, è giusto che ne parla Rino per dare onore al merito per chi le ha rilanciate e perché le ha volute queste norme che hanno agevolato tantissimo non solo l'affidamento degli incarichi, ma anche l'accesso ai giovani professionisti. Perché oggi il problema che noi abbiamo vissuto negli anni è stato quello che esistevano studi già formati, con requisiti, con fatturati e che il mercato era chiuso al giovane iscritto. E questa rivoluzione culturale di cui faceva riferimento a Rino parte proprio da questo. Oggi il giovane professionista è messo nelle condizioni di poter anche ricevere un incarico immediatamente, senza requisiti, senza fatturato, proprio sui concorsi di progettazione, perché su questo è stato fatto un grandissimo lavoro. Devo anche dire un'altra cosa. Abbiamo iniziato noi come Consiglio dell'Ordine, con questo Consiglio dell'Ordine, col 2017 in cui noi continuavamo a dire che vi era una grande crisi lavorativa. Io oggi mi ritengo contento. Perché? Perché sa, il Presidente, i consiglieri diventano diciamo, sono coloro a cui tutti i professionisti fanno riferimento. E sentiamo le lamentele, facciamo da filtro di tutta una serie di lamentele sul lavoro, su alcuni uffici, su alcune tematiche.
E siamo partiti dal 2017 con una grande carenza lavorativa. Oggi sento tantissimi colleghi, che vuoi perché nel settore lavori pubblici, e vuoi perché nell'edilizia privata, ma soprattutto con questi strumenti ultimi come il super bonus, sisma bonus e via discorrendo, che hanno ridato linfa a tutti i professionisti e hanno rimesso in moto un mercato. Io oggi ho riscontrato che tanti di quei colleghi che inizialmente si lamentavano, oggi fortunatamente stanno vivendo un momento di tranquillità, soprattutto in quel periodo emergenziale in cui c'era stata quella grande confusione. Quindi io ritengo che oggi l'attenzione massima da parte dell'ordine deve continuare a essere non solo negli strumenti che devono essere adottati per il nostro territorio, per la salvaguardia del nostro territorio, per le infrastrutture del nostro territorio, per gli uffici, per il buon funzionamento degli uffici, perché poi questo è il nostro ruolo, quello di stimolare. E dice bene l'architetto Lamendola, quando al Genio Civile non ci sono stati problemi con il lockdown, o anche adesso che siamo in queste varie fasce, zona rossa e zona gialla, per l'organizzazione e per l'utilizzo di quella piattaforma sismica che è stata fondamentale. Ricordo a me stesso che noi abbiamo fatto grandissime battaglie sulle piattaforme comunali, su quelle di Agrigento siamo riusciti ad ottenerle, molti comuni ancora non ce li hanno per il rilascio delle varie autorizzazioni. Quindi questo è stato il punto, diciamo, di forza della nostra attività, tra virgolette, politica dell'ordine. Tra l'altro, a proposito, mi dai là per ricordare, giusto così, perché è stata una cosa sicuramente interessante, quello che avete fatto di girare le varie amministrazioni come Consiglio dell'Ordine l'anno scorso, se non ricordo male, proprio per dare stimolo alle varie amministrazioni comunali verso la creazione di uffici tecnici, insomma un rapporto diverso, se magari... Sì, noi devo dire abbiamo avuto l'interesse fin da subito proprio di girare la maggior parte delle amministrazioni comunali, soprattutto i grandi centri ci siamo riusciti, proprio per sollecitare non solo il SUAP, ma per sollecitare anche tutta una serie di iniziative nei vari territori e per far comprendere che solo attraverso quella grande sinergia che si può venire a creare fra istituzioni che si possono raggiungere grandi obiettivi. Io porto il modello Agrigento dell'ordine, devo dire la verità, e lo ribadisco con Rino, perché io sono contento del modello che abbiamo creato insieme, il modello Ordine, Fondazione con Piero Fiaccabrino, o Consiglio Nazionale con Rino Lamendola. Siamo stati un tutt'uno e siamo riusciti a fare grandi cose insieme, non c'è l'individualismo nelle cose. Quando si lavora per la gente, per i colleghi, per il territorio, non ci deve essere individualismo, c'è una grande squadra che insieme lavora per un territorio, insieme lavora per i professionisti. Non ultimo abbiamo pubblicato anche la rivista online, la rivista c'è sempre stata, la rivista dell'Ordine degli Architetti, l'abbiamo ora pubblicata online proprio per dare la possibilità anche ai cittadini di poterla sfogliare, non solo per gli addetti ai lavori, dove abbiamo voluto portare dentro, e questo grazie a un grande lavoro, l'invenzione della rivista è di Rino, ma il grande lavoro di direttore della rivista di Piero Fiaccabrino, abbiamo voluto portare dentro i progetti degli architetti agrigentini. Cioè noi abbiamo un patrimonio di colleghi architetti che sanno lavorare bene e che sanno lavorare bene non solo nella nostra città, nella nostra provincia, ma riescono a lavorare bene anche fuori dalla nostra provincia e noi attraverso questa rivista li stiamo valorizzando, ma soprattutto stiamo facendo un'attività di promozione, perché è molto importante, perché riuscire a lavorare in provincia di Agrigento è difficilissimo per tanti motivi, ma si lavora e sono riusciti a lavorare con grande professionalità. Presidente, la chiamata in causa del suo collega, parliamo anche di questo impegno a livello nazionale, sì. Quello, diciamo, il Genio Civile sì, è importantissimo, sì. Ma anche, diciamo, l'impronta che lei ha dato alla macchina nazionale è stata altrettanto importante per tutte quelle cose che ha anche fatto cenno il Presidente. Devo dire che io ho avuto la fortuna di lavorare contestualmente in Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
il Consiglio nazionale e anche nelle commissioni parlamentari, per cui diciamo che veramente seguendo tutti questi percorsi siamo riusciti a raggiungere obiettivi storici, perché noi per tanti decenni abbiamo tenuto dei congressi di parole, poi è la prima volta di colpo che parliamo nei finalmente di dati positivi. Negli ultimi 5 anni le parole sono diventate tutti fatti. Io ve lo dico qualcuno perché guardi che veramente qua è tangibile, è facilmente comprensibile anche per chi non è della materia. Come diceva poco fa il presidente Cimino, per poter partecipare a una gara un professionista prima doveva avere un fatturato. Punto. Non c'è il fatturato, vai a casa. Ma così il giovane quindi questo tarpiamo le ali, moltissimo, chi si e quindi questo era un muro invalicabile che noi abbiamo abbattuto, perché adesso il fatturato non è più obbligatorio, si può dimostrare il requisito economico-finanziario con una semplice polizza, quindi bersaglio abbattuto. C'era un ostacolo forte, che era quella della cauzione provvisoria. Un professionista che doveva partecipare ad una gara doveva pagare una pesante cauzione provvisoria. Quindi cosa accadeva? Accadeva che non tutti potevano farlo, e quindi questo riduceva la concorrenza ai grossi studi. E noi l'abbiamo abbattuta. Adesso è vietato chiedere per le stazioni appaltanti la cauzione. Guardate, non è facile. Tutto quello che si dice può sembrare facile, non è facile. Attorno ai tavoli dove ci sono interessi contrapposti è stato difficile, ci siamo fatti valere durante questo quinquennio, ci siamo fatti valere veramente. Grazie sempre al supporto, perché vede anche i rapporti, poco fa Alfonso Cimino parlava di sinergie, ma anche la sinergia tra Consiglio nazionale e ordini provinciali brillanti come il brillante quello di Agrigento, quindi siamo riusciti ad avere veramente forza. Io ricordo quando andavo alle riunioni i primi anni, mi presentavo di fronte all'ANCI, a Confindustria, ma avevo la sensazione di avere un peso specifico vicino allo zero. Adesso quando vado alle riunioni non ho più questa sensazione, ho una sensazione che la nostra parola è una parola molto sentita, che bontà loro ritengono di competenza, anche in Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e questo ci ha consentito di raggiungere obiettivi. Ma poco fa le ho detto quello del fatturato, ma non è soltanto quello della cauzione, ci sono altri. Per esempio, guardi, prima i grossi lavori, c'erano i concessionari che davano gli incarichi, lavori e servizi di architettura e ingegneria, tutti interni, in house. Adesso, con il nostro emendamento, l'80% devono essere dati all'esterno e si apre un mercato incredibile per i liberi professionisti e per le imprese. Queste sono cose importantissime che noi di cui abbiamo parlato anni e anni e anni senza riuscire. Gli ultimi 5 anni siamo riusciti a rompere parecchi muri. Questo è un altro, perché il fatto delle concessioni, i grandi lavori in Italia si fanno con le concessioni, quindi noi con le concessioni siamo riusciti veramente a battere un muro importante. La rivoluzione culturale, a cui magari poco fa faceva riferimento pure Alfonso, è quella che abbiamo fatto sui concorsi, perché oggi un giovane talento nato ieri, uscito dall'università ma che ha un'idea geniale, oggi concorsi di progettazione, può vincere un concorso senza nessun fatturato, senza nessun dipendente, senza nessuna curriculum. Se ha l'idea geniale può vincerlo. Certo, poi per sviluppare la progettazione esecutiva dovrà dimostrare i requisiti, però come li dimostra? Con un raggruppamento che può costituire, ma le chiavi in mano chi ce l'ha? Chi ha il cervello. Quindi noi abbiamo restituito potere contrattuale ai cervelli, non più a chi ha il fatturato. Ecco perché dico io. Certo, non è stato facile, capisco. Non è stato facile perché le forze, in campo contrarie erano veramente pesantissime e noi abbiamo dovuto veramente uscire agli artigli per riuscire. E devo dire,
raccomando ai miei, a chi succederà a me, perché io adesso non sono ricandidabile per il prossimo mandato, in quanto c'è questa legge, 2 mandati e poi non si può fare il terzo, devono tenere duro, perché non sarà facile, ci sarà ancora quei poteri forti che noi avevamo messo a tacere, che tenteranno di riconquistare di grandi centri, grandi studi, insomma, quando c'è di progettazione. Nel 2000 a Bersani, 2016 mi sembra, dal 2016 in poi, anche prima, 2006, dal 2006, poi 2012 e poi 2016. Insomma, il decreto Bersani e poi tutte le norme che sono seguite dopo hanno di fatto azzerato le tariffe, cancellato le tariffe. Accadeva che a Catanzaro affidavano un piano regolatore a costo di €1. Lei pensa che ci può essere un professionista che fa un piano regolatore, che c'è un lavoro di 10-15 anni a €1? O pensa che c'è qualcosa dietro? Sicuramente. C'è qualcosa dietro. Allora, io personalmente sono andato dal Ministro, mi sono fatto sentire, ho battuto il pugno, ho detto: caro Ministro, lei, all'epoca c'era Lupi, prima, poi è cambiato, vuole la legalità in questa Italia? Se vuole la legalità deve dare la tabellina alla matematica. La tabellina alla matematica è il decreto parametri, deve restituire le tariffe ai professionisti. E così è stato. Inizialmente io sono stato veramente ostacolato in Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, addirittura sono stato chiamato dalla Mamma Santissima, non faccio il nome, da una dirigente generale. Poi ho detto: allora basta, ho capito, voi non siete interessati alla trasparenza. Mi hanno capito, mi hanno seguito e è cambiato il loro atteggiamento nei miei confronti. Io poi i 2 anni successivi che ho fatto, veramente, quando parlavo io mi ascoltavano sempre, perché hanno capito che quella presa di posizione che avevano avuto era veramente insostenibile, perché se io posso consentire di fare un piano regolatore a €1, vuol dire che io non sto sicuramente... C'è qualcosa dietro. C'è qualcosa dietro, non sto... Tra l'altro cosa c'è? Che se io non ho una regola chiara per calcolare l'importo a base di gara, perché le gare cambiano in base all'importo, se 40.000 euro c'è un tipo di gara, se 100.000 euro c'è un altro tipo di gara. Se io non ho una regola fissa per calcolare l'importo, noi facciamo libero arbitrio, facciamo la Torre di Babele, e la Torre di Babele e il libero arbitrio con la trasparenza non sono d'accordo. Devo dire che questo loro lo hanno capito e da quel momento in poi mi hanno seguito, e gli obiettivi raggiunti sono anche frutto di questo. Diciamo che noi riteniamo un pilastro importante avere restituito, ancora ce n'è cosa da fare, non è che abbiamo finito, però il fatto di la cauzione non c'è più, il fatturato non c'è più, le tariffe le abbiamo recuperato, tanti diritti li abbiamo recuperato, abbiamo invertito, cioè consentiamo al concorso di partecipare al giovane talento, ma non soltanto al giovane, consentiamo di partecipare a un concorso, a un talento che non è più giovane, ma che non ha avuto la fortuna di lavorare negli ultimi 5 anni e fare fatturato, perché con questi tempi di grande crisi c'è la possibilità pure che perdiamo professionisti di grandissimo livello che negli ultimi 5 anni non hanno potuto lavorare e che non possono più lavorare. Con il concorso, se uno ha le idee, vince. Noi abbiamo fatto, oltre ai bandi tipi, abbiamo adottato una piattaforma informatica grazie alla quale tutte le stazioni appaltanti di Italia, non è soltanto una cosa siciliana, è italiana, sì, possono far girare i concorsi velocemente. Guardate che ne abbiamo fatti centinaia, per dirne uno che magari può essere più diciamo famoso, il ponte di Genova, il sottoponte di Genova è il concorso girato sulla piattaforma del Consiglio Nazionale degli Architetti, nostra brillante idea, e abbiamo lanciato questo concorso che è a 2 gradi. Paradossalmente il concorso a 2 gradi è più veloce del concorso a 1 grado, perché cosa accade? Il concorso a 2 gradi, la prima parte è una sorta di concorso di idee, si chiede alla massa che idea ha, poi le migliori idee passano il primo vaglio e quando passano il primo vaglio poi vanno a sviluppare un progetto di fattibilità. Ma attenzione, quando passano il primo vaglio poi sono pagati, quindi non c'è sfruttamento di intelletto. Qua sì, sfruttiamo l'intelletto, ma è ben pagato.
Quando il concorso finisce, 3, 4, 5 mesi, noi non abbiamo individuato un progettista che dovrà fare un progetto, abbiamo individuato il progettista eppure abbiamo pure il progetto già redatto. Sì, sì, certo. E la progettazione esecutiva gliela possiamo affidare direttamente. Abbiamo economizzato, quindi quello che era un luogo comune che si diceva che i concorsi allungano i tempi, invece noi abbiamo dimostrato con la nostra piattaforma che i concorsi si accorciano. Il concorso del ponte di Genova è durato 4 mesi, a progetto già definitivo eseguito e già i lavori sono quasi completati. Il progetto, il concorso della cittadella giudiziaria di Catania, 27 milioni di euro, è durato 3 mesi e mezzo, in pieno Covid, e quindi si è concluso con un progetto, non con un progettista che forse farà un buon progetto, forse farà un buon progetto. Io faccio sempre l'esempio di quando andiamo a comprare le mele. Dice voglio quella mela, e quella mela me la scelgo, è la migliore mela. Se invece io da casa dico mi porti 1 chilo di mele Melinda, io siccome ho scelto la marca, spero che la mela sia buona. Ecco, così io scelgo un buon professionista, spero che faccia un progetto buono. Mentre nel concorso io scelgo il miglior progetto e poi vedo al progettista e gli affido il progetto esecutivo, perché sono certo che la qualità c'è, lo vedo il progetto. Certo. Ottimo. Presidente Cimino, in questi mesi, in quest'ultimo mese siamo stati presenti all'inaugurazione finalmente di opere pubbliche grazie al cosiddetto cappotto, all'ecobonus che la legge ha messo a disposizione. Abbiamo visto diversi cantieri, personalmente ho visto Agrigento, Cammarata, Canicattì, quindi diciamo parliamo di questa legge, della sua importanza e di quello che voi fornite anche come assistenza. Innanzitutto devo dire che sono lavori privati, non pubblici, ma che utilizzano degli strumenti finanziari pubblici, ma che vengono effettuati da privati. Questo sistema, che prima era ecobonus, sisma bonus, che come dicevo poco fa abbiamo rilanciato il sisma bonus dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, e poi gli altri strumenti finanziari, consentono oggi a tutti i condomini di poter ristrutturare, rendere ed efficientare sotto il profilo energetico i propri fabbricati. Questo con dei paletti. Bisogna anche, io dico sempre, stare molto attenti, perché laddove ci sono degli strumenti di mano pubblica che incentivano i privati, l'attenzione, siccome giustamente sarà massima, deve essere massima anche da parte nostra. E su questo però voglio rilanciare una grande cosa che è importantissima, perché nella finanziaria degli ultimi giorni vi è la possibilità per tanti colleghi, ancora deve essere tramutata in legge, l'articolo 1, il comma 69, che gli uffici tecnici possono assumere professionisti per 1 anno non rinnovabili, proprio per smaltire, per questa misura, per smaltire le pratiche di cui al sisma bonus e al super bonus. E questo è un fatto importantissimo. Io mi auguro che le amministrazioni comunali della provincia di Agrigento, ma anche a livello regionale, si dotino subito di questo strumento, perché possono essere anche utili sotto il profilo del lavoro anche per tutti i liberi professionisti. Devo dire che anche con la consulta regionale degli architetti, quale sia io come Presidente dell'Ordine, ma Rino Lamento come Vicepresidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, abbiamo spesso parlato di questi strumenti, una consulta quale devo dire abbiamo lavorato con grande sinergia, quale riusciamo a portare le istanze della nostra provincia anche a livello regionale. Dicevo proprio che negli ultimi tempi si è occupato di quello strumento, che è uno strumento di dignità sulla certezza dei pagamenti, e che ha avuto sul sisma bonus, aveva avuto un piccolo intoppo, proprio perché
il pagamento della prima quota ai liberi professionisti viene dato al 30% dei lavori, allo stato d'avanzamento, al primo stato d'avanzamento dei lavori, mentre su strumenti o su autorizzazioni che vanno per autodichiarazione la certezza dei pagamenti non intoppava, laddove tu devi andare al genio civile e quindi per avere l'autorizzazione devi dimostrare l'autodichiarazione sulla certezza dei pagamenti, o al comune per avere il permesso di costruire, questo sistema riusciva a bloccare il tutto. E allora noi abbiamo lavorato con la Consulta regionale degli architetti, con la rete delle professioni tecniche, con l'Assemblea regionale siciliana, nei prossimi giorni uscirà questa modifica dell'articolo 29, in quell'incontro che parlavo poco fa insieme all'onorevole Trizzino, dove solo ed esclusivamente per questi strumenti l'autodichiarazione sulla certezza diventerà un'autodichiarazione sul pagamento che avverrà al primo 30% dei lavori. Condizione sine qua non, se no decade l'autorizzazione. Quindi diciamo questo strumento che è stato importantissimo perché ha portato tantissima energia nei confronti di tanti studi professionali e di tanti colleghi, perché vedo tantissimi colleghi che oggi lavorano insieme, che oggi stanno affrontando e che insieme stanno affrontando diversi incarichi. I primi cantieri si sono aperti e sono convinto che tanti altri se ne apriranno. Questo strumento però porta un indotto, che non è solo il lavoro del libero professionista, ma efficientiamo le nostre abitazioni, le rendiamo più sicure con sisma bonus, vi è un indotto che è quello delle forniture, delle imprese, si rimette in movimento un'economia. Quindi questo è stato ed è per noi uno strumento fondamentale. Anche perché dico, io ho intervistato in questi cantieri diversi suoi colleghi che effettivamente si sono impegnati nella progettazione. Una piccola domanda, magari sarà banale, però la gente è anche incuriosita da queste cose. Perché si chiama Ecobonus 110%? Sì, perché lo strumento ti consente di avere uno sconto in fattura nella misura del 110%, proprio per questo motivo. Però io devo dire sempre grande attenzione, non è uno strumento di facile accesso, sì, certo. È uno strumento importante, complesso, che non si completa con la progettazione o con l'inizio del cantiere, si completa con la rendicontazione, perché all'interno di questa rendicontazione noi abbiamo l'Enea, abbiamo l'Agenzia delle Entrate, abbiamo tanti organi che controlleranno, perché anche i prodotti, quindi i materiali, lei parlava cappotto, ma anche gli infissi, ma anche i fotovoltaici, devono essere materiali che devono avere determinati requisiti, e quindi l'attenzione deve essere massima, e sono certo che è un'attenzione di cui i professionisti agrigentini avranno, perché ritorno e ribadisco a dire che è uno strumento che darà la possibilità di poter cambiare il volto delle nostre città e dei nostri centri storici. C'era la partecipazione di diverse aziende, insomma, importanti, ho visto Enigas, per esempio, Unicredit, insomma. Certo. Perché molti lo sconto in fattura lo fanno attraverso gli istituti finanziari. Una cosa, insomma, positiva per il nostro territorio. Attraverso gli istituti bancari, istituti finanziari, cioè si è rimesso anche le grandi società di energia, si sono rimesse in discussione attraverso questo strumento che comunque per loro, perché oggi, parliamoci chiaro, lo sconto in fattura lo fa solo chi ha delle tasse da pagare, in poche parole, e quindi anche le grandi società che hanno tante tasse da pagare riescono, anziché pagare le tasse, finanziano lavori, e quindi poi hanno un indotto in tal senso. Bene, siamo arrivati alla conclusione, anche perché so che avete degli impegni particolari. Concludiamo con una domanda, Presidente: le aspettative verso la nuova amministrazione. So che ci sono parecchie questioni che diciamo
devono essere chiarite il legame per esempio tra la città e la Valle dei Templi, il fronte mare, il decoro infrastrutturale, il centro storico, il PRG generale, insomma parecchie argomentazioni che voi dovete affrontare anche come ordine con la nuova amministrazione. Quali sono le aspettative in questo senso? Io sono convinto che con questa amministrazione avremo tante cose da fare insieme. Lo vedo nell'umiltà dei dialoghi che abbiamo con i componenti dell'amministrazione, lo vedo anche nell'affettuosità con il quale portiamo avanti determinati argomenti. Dicevo poco fa che proprio il giorno 27 inizieremo un nuovo percorso di incontri, rilanciando anche una proposta che ho voluto portare all'amministrazione comunale, quello di avere un comitato consultivo permanente fra l'assessorato ai lavori pubblici e all'urbanistica e l'insieme degli ordini professionali tecnici della città di Agrigento, proprio un comitato consultivo. Rilanciare l'Urban Center, ricordo a dire, è quel luogo dove possiamo parlare del futuro della nostra città. Questa è un'amministrazione che dai primi passi, e dobbiamo dare anche il tempo di lavorare, perché si è insediata da pochi mesi, ancora bisogna comprendere la macchina amministrativa, certo. Vedere cosa c'è di pregresso da portare e di progettare. Quindi il tempo noi gliel'abbiamo dato, loro vedono un'amministrazione molto fattiva, i primi risultati visivi si incominciano a vedere, ma bisogna incominciare a progettare, a fare un parco progetti, a utilizzare risorse. Attualmente ci sono diversi finanziamenti da parte del Ministero degli Interni, da parte anche del Ministero delle Infrastrutture, tanti finanziamenti che possono arrivare dalla Regione Siciliana, e sono convinto che loro, grazie anche al contributo che daremo noi come ordini professionali, possiamo iniziare ad un percorso di riqualificare questa città, perché guardi, questa città continua ad avere un problema storico, che è quello di essere suddivisa in quartieri. Noi vediamo Agrigento come un quartiere, vediamo San Leone come un altro quartiere, la Valle dei Templi come un'isola felice che se ne sta per i fatti suoi, il Villaggio Mosè, la zona commerciale. Noi dobbiamo far comprendere che la città è una e dobbiamo ritornare a parlare di quel progetto, caro architetto Lamendola, quel progetto di cui a quel congresso che hai fatto con la tua Presidente, che era un progetto per la Valle dei Templi, facendo comprendere che il centro storico, la Valle dei Templi e il fronte a mare è un'unica città e che deve essere ricucita immediatamente. Questo lo si può fare con lo strumento urbanistico. Io chiedo fortemente di rimettere mani allo strumento urbanistico, che rilancia non solo la nostra città sotto il profilo infrastrutturale, urbanistico, ma lo rilancia anche sotto il profilo del decoro urbano, che non è solo il decoro del verde, deve essere una programmazione su progetti di riqualificazione infrastrutturale delle strade, delle piazze, di un collegamento fra i vari quartieri satelliti. Questo è il forte dello strumento urbanistico, e sono convinto che noi ci riusciremo a fare. Bene, la conclusione di questa nostra intervista Sì, io volevo supportare e completare il ragionamento che faceva il mio caro amico Alfonso. Questa amministrazione, a mio avviso, è nata molto bene, con la umiltà e l'interesse per una serie di fatti specifici. Io non ricordo mai un sindaco nel giro di pochi giorni avermi fatto una serie di proposte, anche devo dire la strada di Consolida parte da una sua idea, la strada della panoramica è anche una sua idea. Quindi io apprezzo questo nuovo approccio del Comune di Agrigento, non per criticare il vecchio approccio, perché diciamo, ognuno ha un proprio stile di conduzione, però devo dire che partono sicuramente bene, già hanno stimolato 2, 3, 4 interventi nel giro di 15 giorni, che non è poco, quindi io penso che gli obiettivi se ne raggiungeranno. E così come annunciava Alfonso Cimino, io penso che la città di Agrigento una volta per tutte deve mettere in rete le proprie emergenze
ambientali. Noi siamo la città più bella dei mortali, qualcuno diceva, ma certe volte dimostriamo di dimenticarlo. Noi dovremmo mettere in rete centro storico, Valle dei Templi e costa. Noi, se mettiamo in rete tutto questo, il turista che viene oggi per la Valle dei Templi e riparte diventerà un turista stanziale, portatore di interessi economici diffusi e ricchezza diffusa per gli agrigentini. Lei ha dimenticato gli ipogei. Gli ipogei. Per gli ipogei... Anche lì c'è stato un lavoro importante, diciamo, sì, perché gli ipogei, lei insomma ci ha lavorato parecchio tempo e possono essere anche un là in più per il turista che viene, se ci riusciamo a ricreare quantomeno... Gli ipogei possono essere un'attrattiva di un turismo di nicchia culturale. Devo dire che noi abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare, poi c'è stato un blocco al comune, però proprio oggi mi sono informato, sembra che finalmente ci siano delle news e che i rilievi si stiano espletando, perché vedete, noi al Genio Civile lo abbiamo dimostrato con l'estate del Giro d'Italia, noi siamo operativi e velocissimi. Quando noi avremo i rilievi del sottosuolo, noi il progetto lo faremo in 2 o 3 settimane, quindi abbiamo la possibilità veramente, visto che abbiamo un governo in questo momento che è attento a questo tipo di lavori, abbiamo la possibilità di portare un finanziamento ad Agrigento anche per gli ipogei e poter aggiungere un'altra emergenza a quelle che già ci sono, ma poi l'importante è che queste emergenze vanno messe in rete, perché se ognuno lavora in maniera autonoma e non c'è una sinergia, noi questo turista non lo trasciniamo, non lo tratteniamo ad Agrigento. Per trattenerlo dobbiamo interessarlo in una molteplicità di attività. La Valle dei Templi, l'attività congressuale, il bagno, l'attività balneare, il centro storico, l'ipogeo, eccetera, eccetera. Un'ultima cosa vorrei dire, un evento, giusto per completare, c'è stato un evento importante, la presenza al Genio Civile del Presidente della Regione Musumeci, che ha affidato il lavoro per il consolidamento della cattedrale di 27 milioni, insomma, e lì diciamo una cosa importante, il Presidente ha voluto essere presente al Genio Civile per questa cosa, e devo dire la proposta del Sindaco Miccichè è avvenuta proprio in occasione di quell'incontro, quella del porticciolo che il Presidente ha prontamente, giusto per concludere, diciamo, un'iniziativa importante per la città. Questo diciamo della cattedrale è importante, non sarà mai un intervento risolutivo al 100%, ma è un intervento importantissimo per rallentare il movimento della collina e per far sì che la cattedrale possa insomma rimanere fruibile dai cittadini così come è adesso. Quindi noi auspichiamo che i lavori possano partire il prima possibile, noi li seguiremo e quindi magari diciamo, poi faremo un punto alla situazione. Soddisfatto, Presidente Cimino? Dico, è stato uno dei più grossi finanziamenti che è arrivato ad Agrigento, per cui chiaramente muoverà un'economia abbastanza... Noi dal nostro punto di vista come Ordine degli Architetti siamo soddisfatti, perché quando io ricordo di essermi insediato il 13 luglio del 2017, la prima cosa che ho detto, la città di Agrigento non può non avere la sua cattedrale perché era chiusa. Abbiamo partecipato alla fiaccolata per riaprire la cattedrale, e il fatto che questi interventi oggi ci siano ci dà grande speranza, che non è, come giustamente diceva l'architetto Amendola, un intervento risolutivo, ma dobbiamo puntare anche alla riqualificazione di quell'area, che è importantissima per la nostra città. E ribadisco, dobbiamo, come lo diciamo da un po' di tempo, riportare alla cattedrale quel valore storico, architettonico, ma anche di culto, rendendo un percorso di ZTL proprio per la via Duomo e per la piazza Don Minzoni, perché solo attraverso questo strumento noi possiamo pensare di riqualificarla. Bene, io ci tenevo perché è stato un evento importante, ringrazio il Presidente dell'Ordine degli Architetti Alfonso Cimino e il Capo del Genio Civile Rino Lamendola per avere un po' fatto il punto della situazione, non solo il passato ma anche in prospettiva futura per il 2021. Grazie ai nostri telespettatori, ricordo sempre il TVA sul canale
92 in Sicilia e in streaming sul sito www.televideagrigento.it, vedibile in tutto il mondo. Grazie e una buona serata. Grazie ancora anche a voi. Grazie a voi. Grazie.